Un importante appuntamento alla casa natale Pirandello per sabato prossimo. Di cosa si tratta, ingegnere Barone? Sì, sabato mattina alle 11:30 continuano le iniziative di promozione del parco letterario e della sua attività che si incentra in particolare sui viaggi sentimentali. Infatti, un gruppo di noti professionisti di Marsala ha scelto di partecipare a questo viaggio sentimentale del caos che parte dalla casa natale e arriva fino alla Rozzapietra, naturalmente animato da 3 attori e musicisti, e che porterà questa ventina di persone insieme a esponenti come per esempio il segretario generale del comune, che la dottoressa Floresta non conosce ancora questo prodotto del parco letterario e nemmeno lo conosce il grande amico nostro presidente della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura, il quale ha accettato subito, e stamattina ancora il presidente del Consiglio Comunale di Agrigento e tanti altri che stanno aderendo, profittando in senso positivo naturalmente dell'iniziativa. Non potevamo non invitare anche il signor Sindaco e altri che conoscono il parco letterario, ma questa manifestazione particolare del viaggio sentimentale, che è una forma di turismo culturale per un verso, ma sensitivo e sensoriale, come si dice, che diciamo allieterà queste persone sicuramente nell'animo e nella cultura e nella mentalità, ed è uno dei punti cardine sicuramente che abbiamo avuto in tutto questo ventennio di vita del parco letterario, e potrà sicuramente essere anche un punto di riferimento del prossimo anno 2025 Agrigento Capitale.